Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Joel, innanzitutto una cosa importante. Ti hanno chiamato in tutti i nomi possibili e immaginabili. Come si pronuncia il tuo cognome? Una volta per tutte, detto da te, ti prego. It's difficult. Pohjanpalo. Allora Joel, tu sei molto amato sicuramente dai tifosi arancio-nero-verdi, tua figlia è nata qui, abiti a Venezia, ti muovi in barca, ecco. Che legame si è creato con te, la città? Che cosa si può dire? Gli ultimi 18 mesi qui sono stati bellissimi per me e la mia famiglia. La scelta di vivere a Venezia, nel centro storico, e di integrarsi appieno nella vita in laguna è stata azzeccatissima, e io, mia moglie e mia figlia ci troviamo benissimo. Affronterete la Cremonese nella prossima partita di campionato. Che partita ti aspetti? Come si affronta una squadra di quel tipo? La gara di venerdì sarà una gara molto difficile, però giocheremo a casa nostra con uno stadio pieno di venerdì sera, quindi in anticipo rispetto alle altre squadre, e speriamo di poter mettere pressione a Como e Parma, che ci stanno davanti e lottano per la promozione. Vedremo alla fine chi la spunterà, ma siamo preparati e vogliamo dare tutto. Non ci sarà però Dennis Johnsen, una vecchia conoscenza tua e del Venezia. Sei più contento o più dispiaciuto, di la verità? A livello personale sono sicuramente dispiaciuto che Dennis Johnsen non potrà giocare venerdì. Dopo la partita con il Lecco ho sentito che aveva preso il quinto giallo e che sarebbe stato squalificato, e quindi scherzosamente gli ho mandato un messaggio chiedendogli se per caso era spaventato di venire a giocare contro di noi. Posso dire che sicuramente alla Cremonese mancherà, visto che è comunque un giocatore importante. A livello personale mi avrebbe fatto sicuramente piacere rivedere un mio amico. Contro la Cremonese si stanno vendendo biglietti come pane caldo, insomma tantissima gente andrà allo stadio. Quanto bisogno c'è del pubblico per spingervi a quello che voi chiamate non serie ma sogno, e quanto ci credete? Come dicevo prima, è sempre un grande vantaggio giocare in uno stadio pieno che ti spinge. Apprezziamo molto il sostegno che il nostro pubblico sta dimostrando in momenti come questo per una partita così importante, e il loro sostegno ci fa piacere, in campo lo sentiamo e può diventare un'arma in più per noi. Thank you very much, Joel.